Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video, l'ultimo video di giornata dell'esperto del calciomercato, Batman napoletano. Oggi mi vedete in panni diversi, con la maglietta di Davide Neressa. In questo video andremo a parlare nel post partita di Napoli-Atalanta. Il Napoli sta ripartendo con Elmas, vabbè. Intanto Elmas si è fatto scucciare, si è fatta volare, cioè, oh. Ci sono certe persone che non so come fanno a farsi la perata. Vabbè, allora partiamo subito dai marcatori della partita, che sono il Napoli che intanto sta vincendo per 3-1. Allora, il Napoli sta vincendo per 3-1 con vanno al gol Neres. Un attimo, Milinkovic è pass, Milinkovic vabbè. Neres che fa doppietta e poi sempre per il Napoli fa gol aspetta mi sono scordato il giocatore, aspetta, mamma mia quando è brutto quando ti dimentichi il giocatore, no Lang. Ok, invece per l'Atalanta, un attimo di questa, giù, è pressate però, è facile a presto. Vabbè, sì, una scamacca per l'Atalanta. Partita che fin dal primo tempo, diciamo, oh, vai giù, mamma mia, ti fa via, ti fa, vai giù, oh mai, mamma mia, sì, sta difesa, no, secondo te non si è capito più niente. Però, vabbè, il Napoli fin dal primo tempo l'ha dominata fino al 45esimo. Intanto siamo all'87esimo minuto, siamo quasi, la partita è quasi finita. Allora ho iniziato a registrare all'85esimo, ho detto non voglio, tra virgolette, fare troppo tardi con il video, però vabbè. Allora, come ho detto fin dal primo tempo, il Napoli l'ha dominata da questa partita contro l'Atalanta. Atalanta che si è ammallata. Poi dal secondo tempo in poi, che diciamo subito l'Atalanta ha incominciato a segnare con Scamacca. Intanto calcio d'angolo per il Napoli, vediamo un attimo. Lo batte Elmas. Vediamo un attimo giù. Signore, andiamo. Signore. E signore, andiamo. Inizia. Sì, sì, no. Boh, ci sta. Vai, vai, tira. No, vai, vai, Luca, ma che fai? Non salti. Siamo a 2 metri, bello raflato tu. Già, Luca. Ma che ci va a fare un piccolo saltello? Cioè, salta più di Lorenzo che tu. Cioè, ma ci rendiamo conto. Cioè, boh, sono scioccato da questo Luca. Questo Luca se no va a giugno, a giugno. Cioè, boh, chi si sta buono caga. Cioè, intanto ennesimo infortunio per il Napoli. Ormai fanno un infortunio ogni partita, è andato poco, abbiamo una media di un infortunio a partita. Quello di Rasmus Holund che si è fatto male a bicipite familiare. Vai Politano, vai, 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 vai. Bravo, 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 Politano, sì, più forte, Politano. Vai, prestateli. Prestate. Perché li lo lasci libero? Prestate. Poi dici perché pigli gol. Vabbè. Intanto il Napoli nel secondo tempo ha fatto il 45% del possesso palla e il 55% dalla parte dell'Atalanta. Vabbè. Secondo me il migliore in campo a guadagnare Davide Neres per la doppietta e per le ottime prestazioni. Intanto fanno per il Napoli. Siamo all'89esimo e 58. È fornuto. 5 minuti di recupero ci danno. 5 minuti, un po' esagerato. Vai.
Intanto secondo me il player del match va appunto a David Neres. Ha fatto una partita stupenda David Neres, soprattutto il primo team, mamma mia, voglio, ha fatto una partitona David Neres, voglio, non sto qui a raccontarvi, però voglio, secondo me, sapete una cosa? È che il Napoli, no? In quello che ho visto in questa partita, che è andato a far riprendere le cose dell'anno scorso. Bravo, bravo, Mazzocchi, mo hai fatto buono, no? Ecco, che dicevo? Bravo, no? Fatto buono, Mazzocchi, una cosa fatta buona da carriera su. Bravo, Mazzocchi, ma ci fai i complimenti. No, questa volta veramente devo fare i complimenti per quello che ha fatto. Veramente. Però vabbè. Stavo dicendo, il Napoli ha fatto una cosa che non la vedevo dall'inizio del campionato, cioè quella di fare un primo tempo mostruoso, andare a fare quei 2 o 3 gol, a chiudere lì, poi il nostro secondo tempo ti andavi a riposare un poco, magari se ti trovi tipo in 2-1, però noi in questo caso siamo 3-1, quindi con 2 gol di scarto è difficile che l'Atalanta ci... Vai, 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 Luca, hai sbagliato, stivo solo tu, Luca, stivo solo tu, stivo solo tu, facciamo, a tirare prima al volo, non la fai rimbalzare, Luca. C'ho, perché perciò dico che Luca è scarso. Poi la gente dice che non ne va bene, la mamma la fiducia. Boh. Vabbè, ha fatto, sto dicendo, però il Napoli secondo me con lo stesso problema dell'anno scorso, McTominay sta facendo il giochetto in Coppa Calcio della no? Ha fatto quello di, diciamo, deve sempre migliorare come l'anno scorso il secondo tempo, perché secondo me nel secondo tempo si poteva andare a fare il quarto gol e andarla a chiudere definitivamente, così stavi sicuro che non ti davano cioè non avevi la certezza che nel secondo tempo ti potevano superare. Noi stiamo attenti, chiudetelo, meno male, uscito fuori. Ah, poi, oggi è venuto, è andato 1 minuto e 10, Guarda Lukaku, sta facendo, guarda che sta, eh, se stanno facendo, stanno pensando. Intanto una cosa che lo stadio di Armando Maradona, non mi vedete così girato adesso perché sto vedendo la partita, sono molto scomodo. Stavo dicendo che lo stadio Maradona è, tra virgolette, tutta la parte di sotto, sotto le curve, la zona sotto la curva B inferiore, tra virgolette è mezza vuota. Ma anche il settore, un po' il settore family, che è quello là che si trova vicino alla curva B, sono un po' vuoti, si poteva fare di più. Vai, più pensate di mo. Luca, bravo, vai. Ah, sono tutti, no, pure Luca. No, ha fatto una cosa buona, 6 secondi. È finita con 5 secondi di anticipo. Guardate a De Laurentiis. Wow, sta malato De Laurentiis. Però vabbè, oggi mamma mia, ha portato una grande vittoria in casa ed è punto. E mo stiamo primo, vai giù. Stiamo primo, matematicamente. Mamma spera che l'Inter rimane. Cioè, andando a fare una partita, ho sfruttato un murato, ho manato. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo nel video di domani e mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!